Seo Piero Marcialis, deu apo traballau meda in su teatru sardu, apo scrittu operas, is primus operas fiant trasportadas de su teatru francesu, apo fattu su Dottore Amarolla, de su teatru latinu, apo fattu Gemellus, ma apo fattu operas storicas proprias de sa storia sarda, apo fattu Emilio Lussu, apo fattu Sa dì de sa ciappa, sa storia della rivoluzione sarda del 1794 e apo scritto sa creazione che è sa storia sacra contata in Campidanesu, in Casteldaiu e fonti tutte opere che mi hanno donato mera soddisfazione. Apo scritto pure in italiano, apo fatto pure traballos di ricerca etnografica, a pezzi di sa Carapigna di Arizzo, a pezzi di sa Cila Santa e apo fatto meras cosas, e poi è inutile che questione di rotto. Apo fatto pensare a due film, uno era Pesi Leggeri con la regia di Enrico Pau e l'ultimo è stato Tutto Torna con la regia di Enrico Pizzianti. E posso dire che sono mera contento di ciò che ho fatto fino a ora, ma che non mi voglio firmare a ciò che ho fatto e non ho ancora mera cosa da fare. Sì, io penso che sì, posso dire, anzi, sì, che quando ho scritto questa creazione, l'idea di partenza era proprio di donare vocabolario ai pippius. E questa storia di questa creazione è particolarmente adatta a questo compito, perché quando questionaus dessa creazione del suo mondo, funti nominadas rotto is cosas, is plantas, is bestias, e tutto questo serve di tornare a donare vocabolario ai peppius che tu funti perdenti. È stato bello pensare a questa cosa e io ho pensato di scrivere prima de rotus poi pippius, ma cai piace pure ai smannos, quando intendi ti smannos pure come si può raccontare tutta questa storia sacra di questa maniera, comprendenti pure altre cose, che può essere pure che questa lingua sarda sia adatta non solo per questionare le cose di ogni dì, ma di cose importanti pure. Sì, se io penso che c'è un lavoro umano degli intellettuali sardos che fueddano iscritti in lingua sarda e penso non che la Grecia in generale non sia in questo momento disponibile per collaborare in questo compito, penso che la Grecia deve ischi comandant in Sagregias de O in Sardegna non funti mera disponibili. Funti rimorosos che sul discorso de tornare a questionare in sardu, in sa missa sarda, in tutte le operazioni che accompagnano i sacramentos, serve proprio a fare avanzare un discorso di indipendenza sarda che non a tornare a portare in suo cuore dei sardos questo sentimento religioso che sempre è antirento. Devo dire che la Grecia un tempo non teneva problemi di celebrare questa messa in sardo, di questionare con i fedeli in lingua sarda. In ogni luogo, che poi girare in Sardegna, vedo che c'è questo ricordo delle cerimonie. Io ho fatto un libro pure a pezzo delle cerimonie della Cila Santa e vedo che i cantos di questa Cila Santa in ogni luogo sono cantos in sardo. Dunque, la Grecia storicamente in Sardegna ha questionato su sardo. E poi io penso del fascismo a oggi che la rimoria del sardo ha contagiato la Guria.
e terinti una specie di disposizioni che arrivano mera de sartu a non facilitare le operazioni in questo senso. Se us arribaus, vinzas a fare una missa, plus di una missa in Castello, a onde su sardo è intrau, ma non è intrau in questo che si dice su canone. E beh, non ci più nulla di male che tutta questa missa sia fatta in sardo, non disturberà nessun sentimento religioso. No, se io non penso questo, io non penso che sia su firmus a su folklore, io penso che ci sia ancora folklore, ma penso che ci sia pure esperienze più avanzate di su folklore. Cioè, entrare in sarti sarda, in ogni campo, dessa pittura, a sa musica, a sa canzoni, a su teatro, a su cinema, sa possibilità di tornare a donare a su sardo sul respiro di una lingua normale, di una lingua che servirebbe a comunicare mancare meglio di ciò che può fare sa lingua nazionale unia, l'italiano delle giornali, l'italiano artificiale. È vero che questionavo su mera ancora con questo italiano che mancai è contaminato de su fueddu sardu e che mancai teneo su mera gente che credi di questionare bene l'italiano non di questionare bene e gente che cerca di questionare su sardu e mancai non di questionare bene. È un processo complicato, pieno di difficoltà e io penso però che su traballo che gli artisti fanno facendo, traballo di idee, traballo di produzioni pure, libri, spettacoli, canzoni, come ti appunavo prima, serve mera per tornare a donare solido a sa lingua sarda e ai sentimenti del suo popolo sardo per tornare a gattare dignitari, su senso, s'orgoglio di appartenere a una nazione, a una cultura, a una storia che è propria della terra nostra e che nessuna altra terra può vantare. Devo pure piacere inventare, quando ho scritto questa creazione, questo finale che a me pare bello, dei sommini che bogao, de malas maneras, de questo paradiso terrestre, però tenere sa grazia di Dio di poter vivere in una terra bella come questa nostra, sa Sardegna. Sa Sardegna è certo che è al centro di ogni pensamento di chi ne scrive e fueddare in sardo, ma che non sia un pensamento esclusivamente dedicato a questa terra nostra, poi volevo questionare di quale sia l'argomento, volevo questionare della storia, volevo questionare dell'amore, volevo questionare della morte, volevo questionare della religione, volevo questionare di meras cose, ma sul sentimento che attura firmo in ogni ragionamento è sul sentimento che si intende sardos, de bolli essi sardos. Io posso contare dei problemi che appurento in suo lavoro del suo teatro mio, quando mancai tenemos una commedia
che vi era scelto in Campitanesu da proporre in tutta la Sardegna. Su Zeriera, ah no, non si comprendeva, su Campitanesu no, su era difficile, ma chi renesti uno gruppo tedesco sa ci la passare, ma su tedesco si può questionare, su tedesco si può questionare, però c'è questo problema di comprendere su Campitanesu. E quando ho fatto Gemellus era un personaggio che vuoi dare in Casteldaio e un altro è un personaggio gemello che questionara in Viticchesu. E ho de Castello, ho de Bitti, seus bissius in tutta la Sardegna con quest'opera e tutti la comprendiant. Comprendiant su Campitanesu a Bitti e comprendiant su Viticchesu in Castello. E intanto penso che il problema non è tirante di non porre comprendi i svarianti della lingua sarda. Il problema è che non si voleus bene, non che non si comprendeus. Poiché se volemos bene di areus, su sforzo di si volli comprendi, di volli essere unius, non di essere pocos, locos e male unidos, come questa maledizione di Carlo V, e intanto noi arrennesceus a comprendere tutto. Deus è nasciuto in Castello, in suo cuore Castello, è un stampagino, ha girato tutta la Sardegna e posso di comprendere tutti i svarianti della lingua sarda, manca se non da spozzo questionare tutto. Il problema fondamentale dei sardus è di agattare, s'unirare, sa volontari, desiolli bene e debolli bene a sa terra nostra.